Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo segnale con Zodekar Very Nice, velocissimo a schizzare il comando nei confronti di Ranger Wood SM, quindi è partito in maniera sollecita anche Tommy, che è in terza posizione a Numero precedere 12 Vassallo, Alissa Trio squalificato. mentre all'esterno subito Naldo Benal che si trascina Mon Sherry Venus ancora in terza pariglia esterna, cerca di andare Taiga Jet. Davanti alle tribune Zodekar Very Nice in avanti a buon ritmo, 31,1 i primi 400 metri di corsa. Numero 9 Taika Jet squalificato Ambio. In netta evidenza Zodekar Very Nice a guidare nei confronti di Ranger Wood SM, Tommy Vassallo, a largo Naldo Benal, lunghi birilli Vaumar, quindi ancora Vis Rod. Monsherry Venus è sempre in pariglia, va a fare la terza pariglia al largo lasciata libera da Taiga Jet squalificata, Crystal Vic. Il mezzo miglio iniziale viene passato in 1,2 dal leader Zodekar Very Nice, che continua anche bello ardente nelle mani di Tommaso Gambino e viene a completare un chilometro da battistrada sul piede del 1,18. In vantaggio Zodekar Very Nice nei confronti di Ranger Wood SM. Poi Tommy avanza al largo Naldo Benal, in pariglia Monsherry Venus a precedere Crystal Vic, poi ancora Zitrunas e Vasterbo Sky High che vanno a prendere le pariglie alla retroguardia. Zodekar Very Nice intanto si mantiene in netta evidenza nei confronti sempre di Ranger Wood SM. Naldo Benal che fa fatica ad agganciare i primi, Roberto Vecchione che in pariglia attende ancora con Monsherry Venus. Eccola la mossa da parte di Monsherry che aggira Naldo e cerca di portarsi sui primi. Intanto Ranger Wood SM è andato in anticipo sull'avversario. Zodekar Very Nice è ancora in vantaggio quando il miglio si completa in 2-3, in vantaggio Zodekar, a largo Ranger Wood, poi Monsherry Venus, ancora Tommy in mezzo alla pista, la mossa da parte di Zitrunas che viene deciso al largo di tutti. Zodekar è ancora in vantaggio, 200 dalla conclusione, fa 15,5 per l'ultima curva. Ranger Wood SM che attacca, va di dentro Monsherry Venus, al largo di tutti Zitrunas, è Zitrunas quello con le battute più produttive in mezzo alla pista, anche Vaumar, ma Zitrunas vince nei confronti di Vaumar e Monsherry Venus. 2,33,5 il totale, 1,17,2 il ragguaglio cronometrico. Francesco Facci che interpreta Last Minute per Salvatore Valentino, Cristian Venturelli ai colori. Il successo del figlio di Super Light che, lanciato in mezzo alla pista in progressione, riesce ad avere la meglio rispetto a quelli che si erano lottati la corsa all'inizio, ovvero Zodekar Very Nice e Ranger Wood SM. Guadagna di dentro Monsherry Venus, ma non abbastanza neanche per il secondo posto, che viene colto da Vaumar, che finisce forte ma tardi a centropista. 14,1,11 l'ordine arrivo molto probabile della sesta da Bologna.